Matteo Messina Denaro è stato operato e si prospetta una degenza non breve nella cella ospedaliera dell'ospedale dell'Aquila, nel nosocomio del capoluogo abruzzese. Messina Denaro è stato trasferito dal regime del 41 bis tra ingenti misure di sicurezza. Le condizioni del boss si erano aggravate notevolmente. L'ex latitante è affetto da un tumore. Nelle scorse settimane il capomafia aveva già subito un piccolo intervento per problemi urologici. Nega di aver fatto parte di Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro respinge ogni accusa di stragi e omicidi, specie quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito rapito e strangolato e sciolto nell'acido dopo 25 mesi di prigionia. Smentisce ancora di aver mai trafficato di droga. Ero benestante, afferma Messina Denaro. Mio padre faceva il mercante d'arte. Sostiene che la sua latitanza è terminata solo per colpa della malattia. In 70 pagine di interrogatorio reso al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e all'aggiunto Paolo Guido, Matteo Messina Denaro non concede nulla ai magistrati. Un verbale depositato nel giorno stesso in cui le condizioni di salute di Messina Denaro sono notevolmente peggiorate. Nel lungo verbale il boss mette subito in chiaro: escludo di pentirmi, accetta di rispondere alle domande, ammette solo quel che non può negare: il possesso della pistola, la corrispondenza con Bernardo Provenzano, la vita da primula rossa scelta per difendersi dallo Stato che lo accusa ingiustamente e poco altro. La mia vita non è stata che sedentaria, è stata una vita molto avventurosa, movimentata, dice. Non sono un uomo d'onore, io mi sento uomo d'onore, ma non come mafioso. Cosa Nostra la conosco dai giornali, spiega. E lei non ha mai avuto da fare a che Cosa Nostra? Gli chiedono i magistrati. Non lo so, magari ci facevo affari e non sapevo che era Cosa Nostra, risponde, ma sottolinea: non ho commesso reati di cui mi accusano, stragi o omicidi, non c'entro nella maniera più assoluta, poi mi possono accusare di qualsiasi cosa, io che ci posso fare? Nella lista dei crimini mai commessi c'è anche il traffico di droga, vivo bene da figlio di famiglia, mio padre era un mercante d'arte, spiega parlando a Francesco Messina Denaro, padrino di Castelvetrano, morto latitante e ritenuto uno dei fedelissimi dei Corleonesi di Totò Riina. Io sono appassionato di storia antica, da Roma a salire, racconta il capomafia ai magistrati. Poi era mio padre, mercante d'arte, e dove sto io c'è Selinunte. Le condizioni di Messina Denaro sono peggiorate e non sono compatibili con il carcere duro, questo quanto affermato l'avvocato del boss mafioso Alessandro Cerella, sostenendo che deve essere assistito 24 ore al giorno. Cerella ha incontrato il boss del carcere dell'Aquila a fine luglio, a strottissimo giro, aggiungo, presenteremo un'istanza per il ricovero ospedaliero.